Referendum autonomia, rush finale bollente dopo i 2 milioni chiesti da Roma per i costi della sicurezza e segge lo sgambetto dell'Emilia con il governo Luca Zaia scandaloso, ma non fermeranno i veneti. Traditi dall'ex Popolari, la storia straziante di una famiglia di Volpago che con Veneto Banca ha perso i soldi del risarcimento dovuti al figlio disabile dopo un incidente. L'auto di un 50enne mestrino scomparso da giorni trovata nel Bellunese, la vettura presenta fori di proiettile giallo sul destino dell'uomo. Dramma a Castelfranco, 16enne travolta da un'auto mentre va a scuola a piedi, la ragazzina molto grave in ospedale, la Marca si conferma la provincia più pericolosa sulle strade. Rogo devasta Capannone, a Romano De Zelino, in fiamme il magazzino di una ditta di attrezzi per giardinaggio, notte di super lavoro dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Operazione dei carabinieri a Mestre, arrestato un 50enne cuoco bengalese con 2500 pastiglie della droga di Hitler, la droga sintetica che causa danni ingentissimi al cervello. Emorragia di infermieri all'ospedale di Padova, in 70 dall'inizio dell'anno non hanno retto a turni massacranti e straordinari, si sono licenziati pronti allo sciopero la minaccia dei sindacati. Ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est, lo avete dunque sentito dai titoli: referendum autonomia, a 3 giorni dal voto, il rush finale si fa bollente dopo i 2 milioni extra chiesti da Roma alla Regione per i costi della sicurezza e segge lo sgambetto dell'Emilia nell'accordo con Roma. Oggi il governatore Luca Zaia replica e avverte: non fermeranno i veneti. Sentiamo. Dico che è scandaloso quello che sta accadendo. Arrabbiato è arrabbiato, ma mantiene la plomb sorridente. Un certo accerchiamento lo sente addosso Luca Zaia a 3 giorni da quelle urne così attese. E il nome della falange armata nemica ha un solo nome: governo. Quello che ad esempio chiede formalmente alla Regione 2 milioni di euro in più rispetto alle spese previste per l'utilizzo di forze dell'ordine e i seggi. Dovevano essere messi in conto, attaccano i critici, ma il governatore spiega. È vero che noi diciamo nel nostro accordo diamo rimborso spese nell'accordo con il governo, ma poi penso che nel 2015 il famoso rimborso spese durante le nostre elezioni, solo 2 anni fa, con molti più servizi, oltre all'ordine pubblico c'erano un sacco di servizi per le elezioni, ci è costato 151.000 euro. Adesso 2 milioni, paghiamo a piedi lista. Guardi, se lo sapevamo prima magari facevamo una gara e spendavamo anche di meno. E allora quei 2 milioni gridano vendetta al cielo, dice Zaia, più o meno come quel documento firmato ieri dall'Emilia Romagna a Roma, lo sgambetto già previsto a pochi giorni dal voto, autonomia senza referendum? Non è proprio così, avverte il governatore. Hanno firmato un documento di intenti e poi lo vai a leggere, c'è scritto: in base alle 5 materie che mi chiede l'Emilia, notare 5 materie su 23, faremo le verifiche se sono sostenibili queste richieste rispetto agli interessi del Paese. Cioè vuol dire zero. La procedura esiste da 16 anni e riguarda 23 materie. Perché l'Emilia si è svegliata soltanto ora, si chiede? Chi ha fatto queste richieste in questi 16 anni, guarda caso, è il Veneto e la Lombardia. Emilia non pervenuta, non ha mai fatta questa domanda. Adesso si vuole dimostrare che in 4 settimane si fa la trattativa con l'Emilia per dire che il referendum in Veneto non serve. La domanda è: questo potrà comunque influenzare il quorum? Zaia si dice tranquillo. Tutti i partiti e le categorie economiche sono con noi, dice, non è politica. E allora, di fronte al nemico, sfodera la citazione di Gandhi. Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono e poi vinci. Nel frattempo però il caso Emilia rafforza gli astensionisti, dal PD Laura Puppato attacca: il Veneto aveva tutte le possibilità di evitare il referendum. Sentiamo. Senza nessuna ragione, anche perché non sappiamo quali siano le materie che vorrà chiedere e soprattutto non sappiamo con quali caratteristiche e condizioni, quindi tutto inutile. Andare a votare o no non cambierà nulla. Il fronte dell'astensionismo si fa forte del primo passo dell'Emilia Romagna, pur giudicato come fumo negli occhi dai fautori del sì. Referendum inutile e dispendioso, controbatte chi dice che domenica è meglio andare in montagna, e poco importa se il PD su questo non manchi di divisioni interne. Per la senatrice Laura Puppato non è uno sgambetto quello di Emilia e Roma, perché, dice, il centro-sinistra è stato il primo a mettere davvero sul piatto l'autonomia. Nel 2001 abbiamo costruito il federalismo italiano attraverso il titolo V, cioè abbiamo inserito l'autonomia delle regioni e poi abbiamo anche delegato alcune materie, ma non tutte evidentemente, altre possono essere delegate alle regioni che ritengono di poterle utilizzare meglio. E poi affonda il colpo. Da Palazzo Balbi si lamentano che il governo da 10 anni non li ascolta, ma... Nel 2008 Galan
ha chiesto all'allora governo Berlusconi di poter accedere a maggiore autonomia. E qual è stata la risposta? Nessuna. Governo Berlusconi nel quale, sottolinea la Puppato, la Lega c'era. E allora per la senatrice resta un elemento: l'Emilia ha fatto quello che si poteva fare prima in Veneto. Scopriamo che può semplicemente applicare la Costituzione e senza spendere soldi pubblici se ne va dal governo a chiedere 4 materie per avere una propria autonomia. Ed ora ci spostiamo nel Trevigiano, 1 milione di euro svanito in azioni di Veneto Banca, la storia di un 32enne di Volpago paralizzato dalla testa in giù, che ora senza il denaro per l'assistenza si sente senza più un futuro. Chi conosce un po' la situazione sa com'è l'assistenza a una persona disabile e avevamo bisogno per il futuro per l'assistenza. Matteo Michelin, 32 anni, da quando ne aveva 16 completamente paralizzato dalla testa in giù. Non una malattia, ma un tragico appuntamento col destino sotto forma di un platano che l'ha centrato schiantandosi al suolo. Da quel giorno del 2001 è cambiata non solo la sua vita, ma anche quella della sua famiglia, che lo assiste in tutto, 24 ore su 24. Per quell'incidente Matteo ha ottenuto un risarcimento da 1 milione di euro, finito tutto in azioni Veneto Banca. Non li abbiamo messi lì momentaneamente, cioè gli abbiamo detto: guarda, noi li lasciamo a voi, però non vogliamo avere interessi, non vogliamo niente, però vogliamo i nostri soldi quando ci serviranno per Matteo, per quando ci servono per le sue esigenze. Ora i soldi non ci sono più, svaniti come la sicurezza per Matteo di un futuro assistito quando i genitori non ce la faranno più. Come vede il suo futuro adesso? Molto male, con la pensione e l'accompagnatoria tra medicina, assistenza e tutto è un po' dura. Ora le strade possibili sono 2, il recupero dal fallimento Veneto Banca e la sensibilità per questo caso di Intesa San Paolo. E spero che riusciamo magari a partecipare alla divisione di quei soldi che stanno venendo accantonati per questi casi. Banca Intesa insomma, sappiamo che da poco ha messo a disposizione 100 milioni. Qualcosa si è già mosso con il governatore Zaia, che ha promesso di sostenere il caso con il numero 1 di Banca Intesa, Carlo Messina. Intanto però resta l'incertezza per il futuro, qualche soldo per una casa in via di ristrutturazione e tanta amarezza. Cosa vorrebbe dire ai vertici di Veneto Banca? È quello che vorrei dirgli e non so se si può mandare in onda. Però vorrei che provassero a avere un figlio come Matteo e vedere dopo cosa fanno. Aveva rivolto un appello direttamente al presidente Zaia, il malato di SLA di Susegana, che attraverso la nostra emittente aveva denunciato le carenze di aiuti da parte di USL e Regione. Il governatore gli ha risposto rassicurandolo. Lui dice di essere tanto vicino alle famiglie bisognose, che tutto va bene, che tutto è in regola. Se queste cose qua sono cose dovute per sbaglio loro, non lo so. Parlando ai nostri microfoni si era rivolto direttamente al presidente Zaia Stefano Dambos Rosso, il 50enne di Susegana, malato di SLA, alle prese non solo con la sofferenza di ogni giorno ma anche con costi ingenti e, come ha denunciato, pochi aiuti da regione e azienda sanitaria. Il direttore generale dell'US2 Francesco Benazzi si è già messo personalmente in contatto con lui. Resta da risolvere il problema dei rimborsi alle spese affrontate per adeguare auto e abitazione, che dovrebbero essere coperte per il 36% dalla regione stessa. Zaia non è insensibile all'appello, anzi. Io ho visto i filmati e cioè, uno non può che pensare col cuore davanti a quello che vede. Siamo qui, tutto quello che si può fare lo si fa, ma voglio anche dire, perché non sembra sempre la solita storia, si solleva un problema, un problema grave, e poi sempre l'amministratore di turno che dice risolveremo il problema. È un problema che hanno molti cittadini in Veneto, perché comunque la situazione non la conosciamo, quindi nell'alveo di quello che possiamo fare, faremo. Ma il governatore va anche oltre. Vorrei fare anche un altro appello, che voi proprio come televisione faceste un monitoraggio per capire quali sono le richieste, cosa abbiamo dato, cosa possiamo dare e come si chiude la partita, in modo tale che poi non ci siano i dubbi mai, si saranno dimenticati. Fatene voi un consuntivo alla fine.
È giallo in queste ore a Belluno dopo il ritrovamento di un'auto con 3 fori di proiettile d'arma da fuoco abbandonata nelle vicinanze di un sentiero. Il proprietario, un 50enne mestrino, risulta irreperibile. Irreperibile, l'hanno cercato ripetutamente a casa e al telefono, ma di un 50enne mestrino proprietario dell'auto che vedete in queste immagini non v'è traccia alcuna. La sua auto, una Fiat Idea di colore grigio, è stata ritrovata nella tarda mattinata di oggi, parcheggiata in località La Stanga, nel comune di Sedico, lungo la 203 a Gordina, in prossimità della partenza di alcuni noti sentieri della provincia di Belluno, uno dei quali porta al Bianchetta, chiuso in questo periodo. Subito chi ha segnalato la presenza della vettura ha notato e segnalato il lunotto posteriore infranto. L'allerta è scattata per furto, ma quando i carabinieri di Feltre sono arrivati sul posto assieme ai colleghi del nucleo investigativo di Belluno sono emersi particolari inquietanti. 3 fori sulla parte posteriore del mezzo, presumibilmente d'arma da fuoco. L'auto, regolarmente chiusa, sarebbe stata parcheggiata non prima delle 9 di questa mattina, forse dal proprietario, che al momento non è stato rintracciato. Gli inquirenti hanno sequestrato il mezzo e avviato accertamenti balistici che potranno raccontare cosa è realmente accaduto. Stava attraversando la strada quando è stata travolta da un'auto, grave una sedicenne di Castelfranco. Stava attraversando la strada per raggiungere la scuola quando è stata travolta da un'auto. Il grave incidente è avvenuto questa mattina alle 7:30 a Castelfranco, in zona Borgo Treviso, all'incrocio con via Rossini. È grave una sedicenne trasportata d'urgenza all'ospedale. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro. Sul posto, per i rilievi di legge, la polizia stradale. La giovane era quasi giunta a scuola quando ha attraversato la strada. In quel momento stava sopraggiungendo una Golf condotta da un 57enne che, per causa ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ha investito la sedicenne. Subito è stato allertato il SUEM, sul posto i sanitari che hanno stabilizzato la studentessa e poi trasportata al nosocomio cittadino. Presentazione questa mattina dell'Automobile Club di Treviso dei dati sugli incidenti stradali nella Marca, in crescita i decessi con numeri che diventano davvero vertiginosi per i ciclisti investiti. La provincia di Treviso, in controtendenza rispetto al trend nazionale relativamente ai sinistri mortali, ha riportato la provincia di Treviso un aumento in termini di percentuali, un aumento del 12,3%. Marca decisamente pericolosa al volante, stando questi numeri, soprattutto constatando che invece la media nazionale si è abbassata di oltre il 4%. Dati che devono far riflettere, soprattutto quando si va nello specifico. Il dato che allarma di più riguarda i ciclisti, da un decesso nel 2015 agli 11 dello scorso anno. Altro dato riguarda l'età delle persone coinvolte. C'è stato un aumento sotto il profilo della mortalità fra le persone dai 30 ai 54 anni, quindi non è vero che solo i giovani sono i destinatari in negativo di quello che riguarda il sinistro, ma anche gli adulti. L'analisi del direttore è implacabile. Chi ormai ha la patente da qualche tempo, l'ha acquisita o attraverso l'autoscuola o da privatista, in realtà poi non ha più avuto nessun momento di formazione successiva di conferma delle sue condizioni di guida. Con questo quadro è inevitabile pensare subito su dove intervenire, iniziando dalla scuola. Una educazione stradale che deve essere e deve riguardare non solo il conducente di un autoveicolo, motoveicolo, ma deve riguardare anche i pedoni e i ciclisti. Poi, secondo l'Associazione degli Automobilisti di Marca, altrettanta attenzione va riposta sulle fasce d'età e in particolare sulla terza età al volante. Per gli over 65 infatti si stanno già predisponendo corsi non solo di aggiornamento ma anche di verifica sui comportamenti in strada. Ed ancora cronaca, questa volta dal Vicentino. Rogo nella notte a Romano Dezzelino, distrutta un'azienda di attrezzature da giardinaggio. Nell'aria stamattina c'era ancora l'odore acre del fumo. Del magazzino della ditta di macchine da giardinaggio P8 Fulvio è rimasto questo, un ammasso di attrezzature bruciate, il capannone è andato divorato dalle fiamme, l'officina distrutta dal rogo. L'incendio che ha devastato questa azienda di via Don Tescaro a Fellette di Romano Dezzelino è scoppiato intorno alle 21 di ieri. In cielo si è alzata una colonna di fumo notata da un vicino che ha immediatamente dato l'allarme chiamando il 115.
Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con 7 automezzi da Bassano, Vicenza, Cittadella e Thiene. I pompieri sono riusciti a circoscrivere le fiamme salvando la parte di capannone adibita a punto vendita. L'area invece del magazzino è andata completamente bruciata con tutto il suo contenuto. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dello stabile sono terminate dopo circa 5 ore. Oggi all'interno della ditta Piotto Fulvio si è già al lavoro per ripulire e recuperare ciò che è rimasto, togliere la fuliggine da quei macchinari che non sono andati distrutti nell'incendio, insomma ripartire. I danni sono in via di quantificazione e comunque sono ingenti. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi. Fermato all'aeroporto di Tessera con migliaia di pasticche denominate la droga di Hitler, i carabinieri hanno arrestato un insospettabile cinquantenne. I carabinieri di Mestre hanno arrestato un insospettabile cinquantenne bengalese all'aeroporto di Tessera. Aveva 2500 pasticche circa di Yaba, la cosiddetta droga di Hitler, che si sta diffondendo prepotentemente soprattutto tra i giovani. Una metanfetamina dagli effetti immediati che sul mercato costa tra i 5 e i 10 euro a pasticca e che rende le persone particolarmente aggressive, provocando anche depressione e istinti suicidi. Un cuoco con regolare permesso di soggiorno, quindi una persona assolutamente al di sopra di ogni sospetto, che però proprio per questo motivo era agevolato nei transiti e quindi poteva passare le frontiere senza destare particolari sospetti da parte delle forze di polizia. Le indagini sono partite da un arresto con sequestro operato lo scorso agosto, quando un altro bengalese è stato fermato con 500 pastiglie della stessa sostanza. Veniva utilizzato un principio attivo molto simile già nel secondo conflitto mondiale dai soldati nazisti, proprio per sostenere il pesante stress e i ritmi dettati dal conflitto e dalle operazioni belliche. In questi mesi il cuoco cinquantenne residente a Viterbo era riuscito a eludere i controlli, avvantaggiato dal fatto che le pasticche profumano di dolciumi. Erano inoltre nascoste tra alimentari di vario genere dal forte odore per confonderle, come il pesce essiccato. Da lì abbiamo approfondito le rotte di approvvigionamento con degli accertamenti specifici proprio su alcuni cittadini bengalesi che con particolare frequenza effettuavano dei viaggi anche da diversi aeroporti. In particolare il cinquantenne arrestato viaggiava spesso, circa ogni mese, con brevi viaggi per Dhaka e utilizzando aeroporti sempre diversi. Questo ci ha insospettito e ci ha indotto ad effettuare un controllo più approfondito. Nel corso delle ultime ricerche del corpo di Isabella Noventa, mercoledì scorso la polizia ha sequestrato alcuni reperti che potrebbero essere utili per le indagini. Sentiamo. 2 sacchi con tracce di calce. Al termine del sopralluogo della polizia nel casolare di Noventa Padovana, alla ricerca del corpo di Isabella Noventa, gli investigatori hanno sequestrato dei sacchi rotti e consumati, ma che comunque avevano contenuto della calce, e così lo scenario si fa inquietante. E se gli assassini di Isabella avessero usato proprio la calce per far sparire il corpo della 55enne nel gennaio del 2016, la calce tra l'altro è una sostanza che facilmente fa perdere l'orientamento ai cani molecolari, impiegati anche questa volta nelle ricerche. Ora la polizia scientifica dovrà analizzare sacchi e calce per capire se ci sia qualche traccia che può ricondurre a Isabella. Se, come è ormai certo, il corpo non è stato gettato nelle acque del fiume Brenta, allora l'ipotesi che sia stato nascosto in qualche posto non lontano dall'abitazione di Freddy Sorgato, il suo ex fidanzato, potrebbe essere quella giusta. Tra l'altro è emerso in queste ore che il fratello di Isabella, Paolo Noventa, aveva chiesto di poter prendere in affitto un'area nei pressi del casolare per poter condurre nuove ricerche scavando nella proprietà. L'operazione però si è bloccata, con i proprietari che dopo aver dato la disponibilità ad affittare hanno cambiato idea. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, rimanete con noi. Rieccoci in studio con l'edizione regionale dei nostri notiziari. Scattata l'ordinanza anti-bivacco a Vicenza, la quarta in ordine di tempo, stamane consegnata l'intimazione a lasciare i parcheggi. Soddisfatti i residenti, ma i nomadi annunciano battaglie e chiedono al sindaco un campo per i Rom.
È operativa dal momento in cui vengono effettuate le notifiche, quindi presumibilmente oggi o domani. Detto fatto, l'ordinanza è scattata, tolleranza zero verso i bivacchi di nomadi nelle nuove 3 aree rosse della città, Cimitero Maggiore, Laghetto e Ferrovieri, soddisfatti i residenti. Sono queste ordinanze nuove, ci vuole... Sì, era ora. Beh sì, certo, era tempo perché si ha paura. Per esempio io sono venuta a prendere la macchina e qui ci sono. Stamani i vigili erano già al lavoro a consegnare l'ordinanza che intima ai nomadi di lasciare le aree. Li abbiamo incontrati nel parcheggio del cimitero dove da tempo sostano alcuni caravan e furgoncini di nomadi di etnia rom. Sono venuti qua i vigili, ci hanno dato le zone rosse. Cioè abbiamo detto di andare via? Sì, entro oggi. Un fulmine a ciel sereno questa ordinanza che lascia il gruppo di nomadi stupiti, sono perplessi. Dobbiamo lasciare veramente quel parcheggio qua, ci hanno dato anche le carte, qua zona rosse, adesso noi non lo sappiamo dove andiamo, siamo proprio rovinati adesso, ci ha dato qua Laghetto e Anconetta, adesso noi dove andiamo? Sono fratelli, cugini e questa notizia ha fatto il giro del clan che ora si deve ritrovare per capire cosa fare, anche se si dicono pronti a tutto. Ci mettiamo davanti il comune, dobbiamo metterci, tutti quanti dobbiamo davanti al comune. Nel campo di Via Cricoli loro non ci vogliono e non possono andarci, l'etnia è diversa, dicono quelli al campo sono sinti, non hanno nulla in comune e allora il sindaco Variati lanciano un appello. Il sindaco deve fare un campo per noi altri, per tutti i rom e basta, qua chiuso tutto quanto qua discorsi. Emorragia di infermieri nell'ospedale di Padova, in 70 dall'inizio dell'anno non hanno retto a turni massacranti, straordinari e riposi saltati e si sono licenziati, pronti allo sciopero, la minaccia dei sindacati. Stiamo assistendo a colleghi che all'età di 45-50 anni, disperati, preferiscono licenziarsi e quindi mettersi in gioco e preferiscono andare a lavorare nella sanità privata. 70 licenziamenti tra gli infermieri dal 1° gennaio, decine di richieste di mobilità interna. È emergenza tra le corsie dell'azienda ospedaliera di Padova, dove non si riescono neppure più a sostituire le circa 90 donne in maternità. Una situazione che di giorno in giorno diventa più pesante, la denuncia di Luigino Zuin, segretario provinciale della UIL Funzione Pubblica. Gli infermieri saltano i riposi e sono chiamati quando sono a casa, e un aumento degli straordinari, un aumento delle malattie. Ci chiediamo se questa situazione non poteva essere affrontata prima. Le maggiori criticità nei reparti che sono il cuore pulsante dell'ospedale. Attualmente alcune rianimazioni, il pronto soccorso e le chirurgie, dove abbiamo maggiore richiesta di trasferimento, è una legittima difesa rispetto a un tracollo. Inutili sinora i tentativi di mediazione, i sindacati sono pronti allo scontro con i vertici aziendali. Un out-out o il 27 di questo mese ci danno delle soluzioni percorribili, fattibili, o saremo costretti a ritornare nell'Aventino a proclamare lo stato di agitazione. Pronti allo sciopero? Prontissimi allo sciopero. Ed è proprio tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Qualche nebbia e anche locali nubi basse sul nostro territorio, ma il tempo si mantiene comunque asciutto e stabile. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto foschie o nebbie anche dense su gran parte della pianura, meno su quella del Veronese e sul Veneziano. Nebbie anche sulle vallate bellunesi, più sole altrove. Le temperature massime saranno comprese tra i 15 e i 18 gradi, valori minimi tra 11 e 13 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui nebbie mattutine nei pressi delle zone costiere, nell'entroterra e nella pianura pordenonese, altrove sarà più soleggiato. Temperature massime che saranno comprese tra i 17 e i 20 gradi, valori notturni sui 10-11 gradi circa.
E raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, anche qui sarà un'ennesima giornata di bel tempo con sole splendente su tutto il territorio. Le temperature massime saranno comprese tra i 22 e i 25 gradi, i valori notturni tra i 6 e i 9 gradi circa. Il mare sarà generalmente calmo, i venti deboli nord-occidentali. Dal nostro meteo per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.